Epatite acuta, 7 i casi in Veneto. San Donà, un 14enne è in osservazione. La regione, colpito anche un neonato di un mese. A oggi solo una bimba veronese rimane ricoverata. Cerchiamo di capire qualcosa di più di questo problema, di questa epatite acuta. La nuova allerta sanitaria, dice il Corriere delle Alpi di oggi a pagina 8 tra le cronache regionali. Si tratta di capire un po' che cos'è questo fenomeno che non è del tutto ignoto, accadeva già in passato di vedere questi casi di epatite acuta di origine incerta, non legata alle solite cause patogene della malattia. Il Ministero ha anche raccomandato alle varie regioni di fornire i dati sulla diffusione di questo fenomeno per cercare di capire che cos'è e si tratta anche di capire se sia più acuto, più presente rispetto alla norma. Così emergono anche i dati del Veneto, però accompagnati da una raccomandazione che vogliamo dire anche da qui subito. Non è il caso, non pare il caso di preoccuparsi, non c'è da essere allarmati da questa cosa, però bisogna capirla, capire se siamo di fronte a qualcosa di nuovo. C'è una tabella nella pagina 8 della regione che spiega di quali casi stiamo parlando. Allora, l'ULSS di Belluno non ne ha avuti, non ha dato segnalazioni di questo tipo. Questo ci conforta, sappiamo però che è anche questione di percentuali, quindi con una popolazione molto ridotta come la nostra è più facile che non emergano casi rispetto a quello che succede da altre parti dove c'è molta maggiore popolazione. Allora, nell'ULSS 6 Euganea, nella pediatria di Campo San Piero, quindi siamo a nord di Padova, è stato colpito un bambino di 2 anni, però è guarito, è dimesso. L'azienda ospedaliera di Padova, un bambino di 1 mese, pediatria d'urgenza, è stato dimesso anche lui. Azienda ospedaliera di Padova, sempre lì, un ragazzo di 10 anni, dimesso. Azienda ospedaliera di Verona, 3 casi. In pediatria, un bambino di 8 anni, è la bambina attualmente ricoverata. Sempre a Verona, un bambino di 13 anni, dimesso. Azienda ospedaliera di Verona, un ragazzino di 14 anni dimesso. Poi c'è l'ULSS 4 del Veneto Orientale che ha avuto anche lì un bambino di una ragazza di 14 anni che è stata dimessa. Quindi in sostanza sono casi che finora si sono risolti. Vediamo di capire, sono 7 i bambini ragazzi veneti colpiti dalla misteriosa epatite che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata registrata ufficialmente in oltre 190 casi nel mondo. Nulla per ora ancora si sa di certo sulle cause di questa forma di epatite che non viene fino ad ora attribuita ai virus tradizionalmente legati alla malattia, cioè quelli dell'epatite A, epatite B, epatite C, D o E. Tuttavia, proprio secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ipotesi che si fa largo in queste ore attribuirebbe un ruolo decisivo ad un adenovirus, cioè un virus che incontriamo sempre e che in questo caso darebbe questa conseguenza molto rara. Si tratta di capire come mai adesso sia più accentuata. C'è già chi dice che con la minor circolazione di questi virus per tutte le misure di prevenzione che abbiamo avuto per colpa del Covid, del coronavirus, può essere che questo virus girando meno abbia incontrato meno popolazione e adesso quando incontra la popolazione insomma si evidenziano casi più evidenti, insomma più numerosi anche proprio per il fatto della come si dice della mancanza di preparazione immunitaria. Ecco. Per quanto riguarda la situazione in Veneto, è la regione stessa in una breve nota a fornire alcuni numeri in relazione alla diffusione. Dei 7 casi registrati fino ad ora, solo una abbiamo detto, è ancora in cura. Si tratta di una bambina di 8 anni attualmente ricoverata in azienda ospedaliera a Verona. Diverso il caso della tredicenne del Veneto Orientale che è rimasta ricoverata dal 14 al 22 aprile in pediatria all'ospedale di San Donà di Piave. Si trattava di una ragazza che compirà 14 anni quest'estate. La giovane è stata ricoverata, come abbiamo detto, a San Donà, era stata colpita da una forma di epatite che i medici hanno riscontrato essere molto importante, almeno inizialmente, esaminando i sintomi accusati. Fortunatamente, nei giorni seguenti, la malattia ha iniziato a regredire abbastanza velocemente. La giovane è stata dimessa il 22 aprile in buone condizioni.
Si parla degli altri casi, nel dettaglio come in questo caso qui, si spiega che alla fine sono tutte situazioni sostanzialmente risolte. Vado a vedere la fine di questo articolo, trovate questa notizia anche sul Gazzettino, perché ieri la Regione ha diffuso una comunicazione ai giornali proprio su questo fatto, per spiegare qual è la situazione in Veneto e anche per cercare di dare qual è la situazione in Veneto, per cercare di dare una spiegazione e anche e soprattutto per raccomandare di non allarmarsi. Questa è la situazione che vi ho detto. Interpellato a riguardo, il microbiologo e professore ordinario del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova, Andrea Crisanti, ha ipotizzato un'associazione tra la situazione relativa a queste epatiti e una possibile ragione di tipo immunitario, in qualche modo collegata alle misure di contenimento del Covid, ve l'avevo detto prima. Col Covid non hanno avuto circolazione tutta una serie di virus con cui normalmente abbiamo a che fare, pensiamo all'influenza per esempio. Secondo un recentissimo studio dell'OMS, sarebbe l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sia in Gran Bretagna che in Olanda, proprio in Gran Bretagna è stata individuata per la prima volta l'infezione, si è registrato un notevole incremento della circolazione dell'adenovirus e dai test è stato rilevato in 74 casi, in 19 è stata riscontrata invece un'infezione da Covid più adenovirus. In generale, molti casi riportano inizialmente sintomi gastrointestinali con dolore addominale, diarrea e vomito. Insomma, se ci sono questi sintomi non prendeteli sotto gamba, perché sarà bene comunque verificare quale ne sia la causa. Parliamo comunque di sintomi importanti, non cosucce. Sulle prime pagine dei giornali quotidiani di oggi della provincia di Belluno, oggi che è mercoledì 27 aprile e state seguendo la rassegna stampa di Radio Piave in blu, condotta come sempre dai giornalisti dell'Amico del Popolo, e oggi mi avete riconosciuto, ci sono io, Luigi Guglielmi, a darvi queste notizie. Vi dicevo, sulla prima del Corriere delle Alpi il titolone riguarda una notizia che ieri già il Corriere aveva e che noi avevamo qui in questa rassegna evidenziato, cioè il problema della prossima chiusura del convitto dell'Istituto Sperti a Belluno. L'Istituto Sperti che ospita una trentina di ragazze che studiano a Belluno ma vengono dalla parte alta della provincia, da quelle zone dove per raggiungere Belluno ci si mette quasi 2 ore di autobus, insomma quasi 2 ore di corriera per andare e altre 2 per tornare. Come dicevamo ieri, l'assenza di servizi nella parte alta della provincia nostra si vede anche qui, si vede in queste situazioni. Il titolone di apertura: Sperti, le suore lasciano a rischio tutti i servizi. Perché? Perché non c'è solo il convitto, c'è anche l'accompagnamento alle elementari, la mensa. È certa la chiusura del convitto, dice il Corriere delle Alpi, ma potrebbero saltare anche la mensa e il dopo scuola per bimbi e ragazzi. Provincia e comune studiano le soluzioni, ipotesi cooperative con il sostegno del BIM. Qui, come ieri, approfondisce Forzin e poi andiamo a dare un'occhiata. Altri titoli da questa prima pagina: fotona centrale, sempre bellissime, le 3 cime, questa volta viste dalla parte dell'Alto Adige, con un bel po' di turisti sulla spianata d'erba a guardare questo spettacolo della natura, non tanti rispetto allo spazio enorme che lì è disponibile. Credo che questi turisti così a occhio siano più o meno davanti al rifugio Locatelli. Le 3 cime sono uno di quei posti dove la Fondazione UNESCO sta pensando che ci potrebbe voler la prenotazione per arrivarci. Alle 3 cime le prenotazioni come a Braies. Il turismo a numero chiuso piace anche ai sindaci. Leggiamo qualcosa dell'approfondimento di Francesco Dalmas. Da Livinallongo a Cortina piace la proposta della Fondazione Dolomiti UNESCO. Ad Auronzo si va già in quella direzione. Se tutto fila via liscio, dice la sindaca Pais Becker, da luglio attiveremo il sistema delle prenotazioni. Gli albergatori: ci sono dei giorni in estate in cui il traffico è paralizzato, bisogna rimediare. Allora, io credo personalmente che vada vista in questo modo questa cosa. Ci sembra impossibile che si mettano delle limitazioni per andare a vedere le nostre montagne, eppure ci sono dei posti, il lago di Braies, ma dicevamo ieri anche, no, il lago del Sorapis, ci sono delle situazioni, le 3 cime, il parcheggio delle 3 cime, di sovraffollamento, che vuol dire brutto, vuol dire rinunciare alla bellezza non dico del silenzio, ma della poca gente che deve caratterizzare il paesaggio quasi desertico che è della montagna, se no vuol dire non fruirne, insomma, ecco. Allora, se il sistema delle prenotazioni dovesse servire anche ad allargare la stagione turistica, perché se uno vuole andare a vedere le 3 cime e non può andare a vederle nella settimana in cui ci vanno tutti, si potrebbe provare a spingerlo a prenotare
una settimana dopo, quando c'è meno gente, quando ci si gode di più la montagna. Bisogna vedere se questo è compatibile con i tempi di lavoro, però capite bene che potrebbe essere un sistema anche per noi per distribuire meglio i flussi che vengono a vedere le nostre montagne. Certo fa un po' impressione dover rinunciare a turisti quando questi vogliono venire e cercare di spostarli in un'altra data. Non è facile pensarci, ma insomma vediamo un po' come evolve la situazione, se viene condotta nel rapporto con i sindaci, cioè con le realtà locali. Se non viene imposta dall'alto una decisione, credo che sia la strada giusta. Vuoto il 12% dei posti letto, parliamo delle case di riposo che vanno verso il fallimento perché i dirigenti faticano a far quadrare i conti, dice il Corriere delle Alpi in prima pagina, colpa del Covid e del poco personale. Cosa vuol dire? Vuol dire che il Covid, che ha atterrato molto del personale e già ce n'è poco, ha costretto le case di riposo a scusatemi, ridurre la disponibilità dei posti letto, cioè meno posti letto perché non c'è personale in grado di gestirli, non perché non ci sia domanda di posti letto in casa di riposo. Però questo vuol dire meno introiti, perché vuol dire meno tariffe, meno pagamenti, insomma, e allora capite bene che il problema diventa grosso, diventa importante e le case di riposo cominciano davvero ad essere in difficoltà con il meno 12 in media di posti letto disponibili. Ci sono ma non si possono attivare. Belluno, area dell'ex Agip, il distributore alla rotonda, quella vicina allo stadio per intenderci, no? C'è il via libera al supermercato, ma servono strade più larghe. In consiglio comunale passa la delibera con molte prescrizioni sulla viabilità per il privato. A pagina 18 i dettagli, si parla del canguro. Belluno vuole patteggiare 2 anni per l'amico morto nello schianto, manca soltanto un'udienza nel procedimento nei confronti di Mattia Vascellari, pagina 16 approfondisce Gigi Sosso. E poi le regole, c'è stata l'assemblea, sempre più cognomi non ampezzani nel catasto delle regole, logico, e allora in 60 si presentano in assemblea con una richiesta per privare quelle persone dello status di regolieri. Servivano i 2/3 dei voti favorevoli, ne sono arrivati più o meno la metà. Probabilmente se ne riparlerà, però qui approfondisce Menardi, la cosa non è di poco conto, ricordiamoci, perché le regole, forse non lo si sottolinea abbastanza, sono un ente di diritto privato. Cioè gli antichi proprietari dei vari terreni della Conca d'Ampezzo si sono messi insieme, hanno messo insieme tutte le loro proprietà private, dando in mano a questa istituzione che sono le regole un bene privato, non pubblico, che viene tramandato dalle famiglie che erano proprietarie all'inizio. Per questo si fa fatica anche ad aprire a nuove famiglie, no? Perché vuol dire in qualche modo regalare la proprietà anche a chi non era all'inizio proprietario. Però d'altra parte parliamo di istituzioni plurisecolari che è logico che abbiano bisogno anche di un ricambio. Ma insomma capite che sono questioni anche affascinanti, ma non proprio facilissime da affrontare dal punto di vista del diritto. Gli usi civici sono un'altra cosa. Comunque stiamo parlando di situazioni antichissime che erano molto più presenti anche nella parte bassa del Veneto. Le regole c'erano anche a Treviso nel Medioevo, però altrove dove l'evoluzione ha spazzato via anche tante istituzioni importanti, ecco, si presenta oggi una situazione più impoverita rispetto a noi, dove conserviamo ancora, la montagna è conservazione, conserviamo ancora questo tipo di istituti. Le prime pagine, come sempre, dedicate alla guerra in Ucraina, e le notizie, come dicevamo anche ieri, si fa fatica a trovare uno spiraglio di buone notizie perché le distanze permangono, sono sempre molto molto forti, e anzi gli ultimi fatti, per esempio attacchi misteriosi in Transnistria, che è la parte orientale della Moldavia, al confine con l'Ucraina, qualcuno dice è il prossimo Donbass, e questo insomma prospetta ulteriori evoluzioni di questa crisi in atto, che non promettono per niente bene, insomma, ecco. Walter Ricciardi, l'intervista, pagina 7, presto per togliere le mascherine, il Green Pass protegge i fragili, il consulente del ministro Speranza, al chiuso le farei indossare ovunque ancora per un po', anche la certificazione verde, il Green Pass, difende i più deboli dal contagio nella loro vita sociale. Dobbiamo sempre ricordarci che
che questa vicenda del coronavirus alla fine ci interpella anche a essere solidali con chi magari è meno forte di noi o più vecchio di noi. Dobbiamo cercare di comportarci bene per aiutare anche gli altri. È finita malissimo la vicenda di quel giovane di Padova che aveva lasciato questi messaggini inquietanti in cui prospettava di essere ferito gravemente o addirittura di essere ucciso. È stato trovato nel Brenta il suo corpo. È giallo sulla morte del quindicenne, dice la pagina 10 del Corriere delle Alpi. Stiamo leggendo il Corriere, ma sul Gazzettino queste notizie ci sono tanto quanto. La procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Disposta l'autopsia per chiarire le cause dell'accaduto. Non ha segni di violenza. Si pensa che si sia ammazzato questo ragazzo e che lo abbia fatto perché spinto a farlo. Dai messaggi che aveva lasciato viene da intendere questo, e si tratta di cose veramente incredibili, su cui è giusto fare la massima chiarezza, anche per capire se in internet, per esempio, ci siano situazioni che possono favorire questo genere di avvenimenti che purtroppo accadono. Allora, andando avanti, si arriva alla pagina 15 di Belluno. Eccolo qui l'approfondimento, se siete interessati, immagino di sì, sulla vicenda dello Sperti. Le suore se ne andranno dall'istituto Sperti, a forte rischio anche mensa e dopo scuola. L'opera diocesana non ha ancora deciso cosa fare del semiconvitto, ma senza personale la struttura è destinata a chiudere. Qui c'è tutto l'approfondimento a firma di Alessia Forzin, vi ho già letto ieri cose, se volete approfondire appunto qui trovate le varie posizioni che ieri sono emerse, che sono arrivate un po' da tutto il mondo politico e vengono riassunte anche qui nel taglio basso: provincia e comune al lavoro, ipotesi coop e convitto d'area. Ieri questa cosa del convitto d'area l'ha espressa la consigliera Lucia Darold, consigliere delegato della provincia, pensando a creare a Belluno, fuori da una qualsiasi scuola, una struttura che possa dare alloggio, ma in forma quasi di convitto comune, insomma, agli studenti di varie scuole, uniti per area di età e di studio. Pagina 10, morì un amico nello schianto, chiede di patteggiare 2 anni, manca soltanto un'udienza nel procedimento nei confronti di Mattia Vascellari, causa civile sul maxi risarcimento per la ragazza rimasta gravemente ferita. E siccome noi la conosciamo anche, perché aveva anche per un po' fatto un'esperienza di studio e lavoro l'amico del popolo, le mandiamo un saluto da qui, un caro saluto. Dunque andiamo avanti col giornale. Escursionismo su prenotazione, il modello Braies per le 3 cime, Francesco Dalmassa che approfondisce con una foto del parcheggio del rifugio Auronzo, tutto bello pieno di auto, parcheggio a pedaggio, massima fonte di approvvigionamento economico della comune di Auronzo, ricordiamoci. 18, pagina 18, l'area ex Agip di Belluno, ok al supermercato, il privato dovrà allargare le strade, però passa la delibera, insieme per Belluno è contrario, bello, sudditanza a qualche potere economico, parole forti, no? Il saluto di Massaro, 10 anni intensi, è stato un onore perché si è trattato dell'ultima seduta del Consiglio Comunale prima delle elezioni del Comune di Belluno. Nelle case di riposo vuoto il 12% dei posti minori, entrate per 8 milioni di euro, forte l'allarme dei presidenti delle strutture provinciali messi in ginocchio dal Covid e dal personale che manca. Le foto di Paolo Santesso e Maria Chiara Santin, Santesso amministratore della casa di riposo di Belluno, Santin della mega struttura che è Asca in Agordino. Pagina 19 per chi vuole saperne di più. E poi avanti fino alla parte alta fino a Feltre, dove c'è la fotografia della suora Madre Benacchio, che si è spenta a 95 anni. La religiosa fu insegnante al Canossiano e colonna portante della Caritas in città. Sono quelle figure note che hanno fatto tanto bene alla città, a tanta gente, e che adesso insomma lasciano inevitabilmente un vuoto, ecco. Andiamo a vedere, ripeto, nella parte alta della provincia di Belluno qual è l'apertura, poi vi mostro i titoli del Gazzettino. Ideal Standard, intanto, entro fine maggio il passaggio dei 420 lavoratori. Sul Gazzettino, come qui, c'è un grande spazio lasciato a Davide Bristotto, quel giovane morto, forse non curato in modo adeguato, morto a 18 anni dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso sulla richiesta di opposizione
l'opposizione all'archiviazione dell'inchiesta per omicidio colposo presentata dalla famiglia di Davide Bristotto, il giudice per le indagini preliminari Elisabetta Scolozzi si è riservata, dice di aver bisogno la giudice di qualche altro giorno di tempo per decidere se è il caso di archiviare definitivamente la posizione del medico, come ha chiesto il pubblico ministero Simone Marcon, o disporre altre indagini, come invece vorrebbero i genitori Paolo e Barbara Vanz, o ordinare la scrittura del capo di imputazione. Morì a soli 18 anni, il giudice si riserva sull'archiviazione, questo è il titolo. Andiamo avanti, l'assemblea del GAV, Gruppo Assistenza Volontari, stupenda realtà del Lagordino, Cortina, eccoci alla parte alta, nomina un Pezzani nel catasto regoliero, bocciata la richiesta di privarli dello status. Poi sulla Galleria del Comelico si muove d'Inca il ministro, ma serve il progetto di valle. Il ministro sta verificando quali risorse sono disponibili per Comelico e Zoldo, i soldi di Coltrondo restano sul territorio, sollecitazioni per la strada alternativa. Veloci andiamo al Gazzettino di Belluno, che in prima pagina ha questi titoli: in 50 dal Bangladesh per smontare tra virgolette la CC, cioè quei macchinari che non ci servono più. Belluno chiude il convitto Sperti, provincia e comune al lavoro, prima sconfitta per la Constantini dopo 16 vittorie consecutive, ma l'Italia resta prima. Comelico, caos sui fondi per la galleria, l'Abruzzo serve un commissario. Guardie mediche, i sindaci insorgono, Suem intasato di chiamate nei festivi e De Carlo, difficoltà evidenti, territori penalizzati, l'ULS lunedì erano arrivati attivi in 5, chiesta al pago, l'iniziativa di due fratelli, Borgo Deserto, lo faremo rivivere, belle notizie soprattutto quando c'è la volontà di provare a rilanciare il nostro bel territorio. A pagina 10 approfondisce Bridda. C'è il caso Bristotto anche qui, come vi dicevo, ventenne sorpassa un bus e si schianta contro una casa. È successo a Mas di Vallada Gordina, Santa Giustina. La stazione imbrattata con lo spray era stata risistemata da poco. Vi lascio i commenti che immagino di che tenore possano essere. Allora, con questo vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon mercoledì 27 aprile da me, da Luigi Guglielmi e da tutti i colleghi dell'Amico del Popolo. Ciao a tutti, buona giornata.